veio scacchius cirivi, il sorelli alle bielalt, ma io ho voi di là in un bosco ombros e nereos, a scuviergi 5 plantes velenoses. Il ciclamin, o viole di mont, ha in rosciute color purpure tipiche dai boschi freschi, che florisce tra lui e settembre, e ha nevore preseade des nestres nones. Tu sei biele, eh? La plantute si sviluppa di un tuber platat sottiere, che ha une forme taronde, e a lei di quel che nasce in le sfues, di forme starondiade o a cur, con venes blanche e ste pagine parzore e color viole rosta che di sotto. Le rosciutes sono nevore profumades e coi pics pleas par davur. Il tuber invece ha la parte più velenosa delle piante, ma non perché le bestie si tirano in davor. Ai purcis hai il plascio nevore di sotterraio e perché l'alven clamata anche pan purcin. Il tas o tac ha un biel lenz in priver, cassettiate di spesso in tai boschi montans, ma anche in tai cimiteri e tai parchi grain, per via de so resistenze a qualsiasi serie cerpidure, anche tra le spui strane, e perché alven impleato come len in tescise ornamentali. Ha une scusce lisce e rossite, e le sfues vert scur son placciades ben par ordine sui ramas in dos files une quintri che altre. Tutte le sparse plante son velenoses, for che la pome rosse, che aven spes cirudi degli uccei tal invier. Ma attenzione però, la semente che schiate dentri è la parte più velenosa de plante. Il tac al cresce un evore plank, ma al po vivi fin 3.000 anni, e stan che il solen al un evore elastic, in teete di miec al venive doprat in te costruzione da iarg. Tarabane, lilie o iere, clamai le che voleis, areste sempre che la elare. Si sviluppa per di più in altece, rimpinanzi su lens e pieres con des lidrigiutes temporanees. Ma non è un parasit des plantes, ha le soprannome come sostegno. E pensate che posso arrivare vivi fino a più di 5 secoli. Le sfues sono lustres e di color vert scur e la planta florisce tra settembre e ottobre con rosciutes verdulines portades in ombrenutes. Se di la fue che la pome sono velenoses. La pome de elare ha in drupe nere. Per capissi, anche la pome dal spier sulla in drupe. L'elare era ritenuta sacra già al tempo dei greci e secondo certe scrodinces si pensava che potesse lontanare i spiriti tristi o che platas jenfri il fueam i sbilix. Il decot di fues al coventave a rindi pui scursi chiavei e le slavanteres aludopravin par rindi pui morbide la blanchiarie o par rinfreschiare i colori di lane e sede. Veca che si rimpine su paltac e la uetamine, chiamate anche tossi o tanon, chi la vedin biel già col fust sec e le spomes. Si sviluppa a partire di una radice tuberose e produce dai fusti pins e vers che si rimpinano a spirale su altri lens e arbusti. In Europa è la unica rappresentante di una famiglia di piante che sono tipiche dai tropici. Le spomes sono pomules rosses lugint che si chiatano a rapsch come la ue, ma bisogna fare grande attenzione a non confonderle con ches di altre plantes, come il ribes ross. Le spomules de utamine sono irritanti e caustiche e possono fin tremai far venire viscies in tes mans e sfreolades. La barretta di predi, o anche fusar, è un arbusto che può svilupparsi in un piccolo legnut con i ramaccius giovins vers. Il len dentri è blanc, tanto che dur veniva un tempo doprat per fare fus e stecchedin. Se carbonizzato in poi poteva essere doprat dai disegnatori come sfosini. Anche se all'epoca schiassos vie parres dall'an, dall'invier le sfues si tengono di ros viv e le spomes di color ros rose. Virginzia mostra 4 semences color naranjo. Propite de loro caratteristiche forme a 4 lobos, queste spomes secchies o ben capsules dan il nome barrette di predi alla plante, reclamando questo accessori che portavano una volta i plevans. Le spomes un tempo venivano doprades in polvere o tai de cos, quintri i pedoi, facili che assedino nevore tossiche anche per loro. E che chi? C'è plantese. Stai tu nevore attens a non chiappare in man plantes che ne conosceis e che podaresti in buttare fuori tossines. Mior lasciales talor biel vivi e contentassi di ammirare su un po' cut. E vi dei di notarsi al canale per tante altre curiosità. Mandi!